allenatore chi era? Purtroppo ne ho avuti due. Camolese il primo anno, poi è stato esonerato e è arrivato Gregucci. Che ha fatto un lungo periodo, no? Sì, solo che poi a gennaio sono andato via, sono andato a Pisa. Ma tu e il primo anno però l'ha fatto tutto Camolese, quindi? Sì. Visto che tu nel primo anno hai giocato, hai fatto Sì. 22-23 partite, il secondo sei andato via poi a gennaio. Sì, perché non trovavi spazio. trovo spazio. Ecco, del primo anno che ricordo hai di quell'esperienza? No? È una bella esperienza perché è stato il mio primo anno in Serie B e ho avuto la possibilità di giocare in B. Poi nulla, era una squadra dove ero abituato a vedere tanti giocatori per televisione perché c'era Carbone, c'era Swok, Cristallini, c'era Chicco Crovari. Ho avuto l'onore di giocare con Chicco. No, è sicuramente un anno bello perché poi ci siamo salvati e sicuramente un bel ricordo. A parte l'anno scorso col Pisa poi l'hai riaffrontata il Vicenza, immagino. Sì, tutti i 2 anni di B. In quell'occasione com'è andato? Ti ricordi? Tutto, ho vinto, ho pareggiato e ho perso. Quindi tutto il campionario, invece col Padova hai Solo il perso. pareggio e la sconfitta, vabbè forse non c'eri con la partita, beh quella non è fuori gioco. Lo 0-0 Lo 0-0 è fuori Ero gioco. squalificato, ero ero in tribuna a vederla. Quando ho giocato ho sempre perso. Tra l'altro guardavo la sequenza, l'anno scorso hai fatto partita Leogana, autogol e gol inutile. Adesso la sequenza è gol utile, quello che hai fatto col No, Porto l'anno scorso ho Blu. fatto prima il l'Empoli. gol e E poi con autogol. l'Empoli. La partita subito dopo, mi sa. No, con l'Empoli hai fatto l'autogol, ho visto, Sì. in casa che avete perso 3-2. Sì. E poi hai fatto il Ah, gol dopo con è stato Vicenza. dopo. Aspetta. Sì, è stato Vabbè, sì. vabbè, comunque autogol e gol inutile. Sto giro sei partito col gol utile, quindi Sì. speri di fare il bis? O... Sì. Cioè, quella sarebbe una bella cosa a livello personale. L'obiettivo è quello sicuramente di vincere, perché sappiamo l'importanza della partita, quanto vale per noi, per la città, per i tifosi, per la società e per tutti, quindi siamo consapevoli che è una partita a cui